Turismo veneto che stenta a decollare per questo 2013. Crisi, incertezza politica, meteo e calendario non contribuiscono al decollo di questo importante settore che segna la prima voce nel bilancio della nostra regione, prima in Italia per arrivo di turisti. Già dalle previsioni pasquali ci sono dati poco esaltanti. Si parla di cali intorno al meno 8,5% di presenze e oltre il 10% in meno di calo di fatturato. Un copione che si ripete in tutte le località, dalla montagna al mare, dal lago alle terme. Tra le città d'arte quelle che soffrono meno sono Venezia e Verona, mentre in montagna solo Cortina resiste. La zona del Garda è l'unica a tirare un sospiro di sollievo. Per quel che riguarda il lago sono parzialmente ottimista perché il lago, lavorando sostanzialmente al 90% con gli stranieri, il lago dovrebbe salvarsi anche quest'anno. Il panorama tristissimo è quello delle città d'arte, perché noi le chiamiamo città d'arte e lo sono città d'arte, ma la realtà è che la maggior parte della clientela è clientela business. Quando il business non gira, chiaramente non possono girare neanche gli alberghi che operano nel business. Pur nella difficoltà di tracciare un quadro definito, le prenotazioni avvengono sempre più a ridosso della data di partenza. Federalberghi Veneto trae un quadro poco edificante della situazione del turismo in Veneto per questa stagione. Le città d'arte del Veneto registrano un calo di prenotazioni legate a numerosi fattori. Pochissime quelle raccolte finora, ad esempio, nelle 175 strutture alberghiere di Treviso e provincia, così come a Padova, nonostante gli alberghi risultino i meno cari d'Italia. Lo stesso vale negli altri capoluoghi, fatta eccezione per Venezia e Verona, e si cominciano pure a registrare i primi fallimenti di alberghi. Una Padova non mi può reggere con il doppio dei posti, con più del doppio dei posti letto che aveva 10 anni fa e con una contrazione della domanda. Venezia si conferma isola felice, ma a piangere è il litorale, da Bibbione a Caorle, da Jesolo a Sottomarina. Litorale, grande punto di domanda, perché voi sapete benissimo che il litorale fa il 50% mal contatto del turismo del Veneto. Se anche quello dovesse flettere pesantemente, la sensazione è che di prenotazioni ne stanno arrivando molto poche, il calendario non ci agevola.